Il canto a tenore non può mancare la forza davvero di questa voce che arriva dalla terra, un impasto così potente, così unico. Ecco, parlavamo dell'UNESCO, le Launedas rincorrono questo riconoscimento come bene immateriale dell'umanità. Le Launedas lo hanno ottenuto in anni recenti e giustamente perché è una tutela che gli è dovuta. E ci sono tante formazioni in Sardegna che davvero hanno lavorato nella maniera più naturale possibile, proprio affidandosi alla passione per arrivare a questo risultato. Ma il comune di Sassari, che organizza la cavalcata sarda da diverso tempo, vuole soprattutto guardare con un occhio d'attenzione ai giovani che per qualità e talento ed entusiasmo davvero ci garantiscono un futuro del nostro passato. Io sono molto contento stasera di avere tra i vari componenti, tra le varie espressioni, una delle più belle e qualificate. Quindi un applauso per Bitti, il tenore Monte Bannittu. Bentrovati, bentrovati davvero. Bitti non ha bisogno di presentazioni, è un accostamento quasi naturale, il canto a tenore, il ballo, la tradizione, la lingua, la forza della Sardegna a una comunità che ha saputo difendere e valorizzare quello che abbiamo di più caro e di più bello anche avuto in eredità, ma che loro vivono davvero con la disinvoltura proprio di qualcosa che ti appartiene sempre. Guardate con le loro voci che cosa diventa questa esperienza trasferita. Io intanto vi lascio cantare, credo che nell'associazione ci sia Boccenotte, Balluseriu e Ballulestru. Tenore Monte Bannittu di Bitti. Marietta lucente che isoro chi m'ha posto giamente in allegria. Sinara schida oyes esa mia io so pronto a ti dare su coro una ghirlanda chi in fossa dall'oro protene preparare che relia. Io taio e tapo simpatia capare chi tra noi il va destino Io tu rosa delicado, su coro mal furado da su coro Marietta lucente che isoro chi mi ha sposto giamente in allegria chi mi ha sposto giamente in allegria chi m'ha posto
che preparare Dios tu rosa delicado, es su coro mal furado, perdida de encantos auroran, perdida de encantos auroran, sos astros de su que luz sol y luna, sos astros de su que, pero astros de su que luz sol y luna, casen nasquida tu en belabroran, casen nasquida tu en belabroran, en los asas checados de tingunan, en los asas en los checados de tingunan, su casa lunares abutunan, tada d'interra sardas a timoran, tada d'interra sardas a timoran, soy yo tu soy yo tu pilana d'ognoran, che faruno e minor un sarturidun, che faruno e minor che faruno e minor un sarturidun, madro vino gente, aurora perdida de encantos auroran, sos astros de suspiros solemnuman, sos astros de suspiros solemnuman, casen nasquida tu e belabroran, casen nasquida tu e belabrora, en los asas checados tu tingunan, en los asas checados tu tingunan, tada d'interra sardas a timoran, soy yo tu Ballenis annunziata, su coro al furada mia, su coro al furada mia, ballenis annunziata, su coro al furada mia, negiro dai, che peso ne girada, e negiro dai, che peso ne girada, ballenisa annunziata, su coro al furada mia, negiro dai, che peso ne girada, in custi strata mi sedo, bella visitare, canne schila, zappacare, Giuseppe Quincaleo, in custi strata mi sedo, bella di visitare, bella
canno, è bella modo di girare, bella modo di girare, canne schilano, e canne schila sa paccare, canne schila sa paccare, Giorgino, e Giorgino picchere, Giorgino picchere, canne schila, e campane da drigliola, la tirula, canne schila, e cannosi dormi campino, cannosi dormi campino, giagamasi, e giagamari su cassola, giagamari su cassola, cannosi do, e cannosi dormi campino, giagamari su cassola, giagamari su cassola. Grazie e a Kentannos. Monte Bannittu di Bitti, venite avanti un attimo ragazzi, perché così abbiamo modo anche di completare i saluti nei vostri riguardi e fra un po' vi presenterò uno per uno, anzi mi aiuterai tu Mario. Loro hanno anche prodotto un CD in tempi recenti, molto bello e che attraversa tutti i moduli del canto bittese con questa attenzione a una Sardegna che canta. E c'è una particolarità che io ho scoperto attraverso di loro, che sono sempre attenti anche a una ricerca. Sono giovanissimi, giovanissimi loro, ma è giovane anche la formazione perché nasce nel 2006. E che cosa hanno fatto? Hanno inciso anche la voce di una donna che canta a tenore. E ovviamente questo in me ha suscitato una grande curiosità. E invece non era un'eccezione, non è stato un caso così, quasi un uscire dalla tradizione. Perché, Mario? Vabbè, allora diciamo che questo aspetto del canto a tenore è un aspetto nuovo innanzitutto, però in qualche modo può anche essere considerata una rarità, perché sappiamo che il canto a tenore è tipicamente maschile, però esistevano anche delle donne con dei caratteri forti, un po' maschili, ecco, gli stessi caratteri, che portavano queste a, non so, a provare a cantare a tenore. Qualcuno riusciva, sono poche le donne che nella storia che noi conosciamo sono riuscite a cantare a tenore. Una di queste è la sorella di mia nonna, che si chiama zia Ioanna, e appunto abbiamo voluto incidere per far conoscere alle persone, agli appassionati, questa particolarità nostra, ecco. Questa particolarità di Bitti. Io adesso vorrei, intanto la voce che ha anche parlato e non solo cantato è quella di Mario Sanna. Mario, a te il piacere di presentare i tuoi compagni. Abbiamo su basso Giuseppe Pinna, già contra Mauro Ena e già Mesuocche Andrea Ena. Complimenti davvero per tutto e soprattutto per la serietà, per l'attenzione e per l'amore che ci mettete nelle cose che fate. Complimenti a Bitti, Monte Bannittu.